Il progetto dell'autostrada Valsugana. Questa mattina l'atteso incontro a Mestre con l'assessore regionale Chisso, diversi i sindaci che per protesta hanno scelto di non andare. Noi l'opera a questo punto la facciamo, ma vogliamo farla al meglio. Al meglio significa in rapporto stretto con le comunità locali. Li abbiamo chiamati in questo primo incontro per illustrare, li avevamo già visti, ma ufficialmente li abbiamo chiamati in questo primo incontro per illustrare loro il progetto. Peccato, dicono i sindaci della Vallata, che il territorio sia stato interpellato soltanto dopo che l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità, con un progetto a questo punto calato dall'alto e mostrato nella sua interezza soltanto stamattina. Difficoltà di rapporti con Venezia, che il sindaco di Cismon, Luca Ferrazzoli, oggi assente a Mestre per protesta, certo non nasconde. Io non ci sono andato per protesta perché questo è l'ennesima beffa dopo 2 anni difficili nei rapporti con l'assessore. Difficili perché noi abbiamo dovuto anche scrivere più volte al Presidente, insistere perché venisse rispettato il contenuto della delibera di giunta regionale che diceva che l'assessore avrebbe dovuto sentire i sindaci prima che il progetto passasse al NUV. E invece il NUV si è già espresso sul progetto ben prima che le comunità potessero analizzarlo. Loro avevano in mano la nostra richiesta di aspettare ad approvare e dichiarare la pubblica utilità prima di un confronto aperto con il territorio e quindi hanno approvato e poi ci hanno chiamato dopo l'approvazione. 12 sindaci presenti questa mattina per incontrare l'assessore Chisso. Avremo degli altri incontri singoli comune per comune per cercare di migliorare. Certamente che non partiamo col presupposto di dire no a un'opera che aspettiamo da 40 anni. In un modo o nell'altro il progetto c'è, l'opera va fatta. 18 km di tracciato per un'autostrada che fa davvero paura al territorio. Mentre è critico il giudizio di Laura Puppato, capogruppo del PD in Consiglio regionale del Veneto, sulle decisioni prese dalla giunta regionale e riguardanti appunto la Valsugana. Strade e solo strade. Quella del governo regionale, rileva in una nota, è una strategia diabolica sul fronte delle infrastrutture perché persevera in una logica che privilegia gli interessi privati facendo pagare dazio all'ambiente e agli stessi cittadini.